Allora, il nostro opinionista in sanità, medico forense, anatomopatologo, ve oramai lo sapete, Giovanni Del Ben è qui con noi. Ben trovati. Diciamo che rimetto l'abito civile dell'opinionista in sanità. È prossima la decisione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia della nomina dei direttori generali dei due IRCS friulani, il Burlo di Trieste, che è attivo da alcune decine di anni, e il CRO di Aviano, che è attivo dal 1981. Poi la legge regionale 14 del 2006 stabilisce che questi IRCS, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, rimangano nella sfera pubblica e non trasformati in fondazione. Quelli che dirigono questi istituti sono un direttore scientifico nominato dal Ministero, un direttore generale nominato dalla Regione d'intesa col Ministero, 5 componenti consiglio di indirizzo di verifica, 3 della Regione, 1 del Ministero, 1 di sindaci e inoltre un collegio sindacale. E io penso che, considerando tutto, sia anche il tempo in cui queste cose possono essere semplificate, ma non solo per questioni di costi. La questione principale però è quello di pensare al CRO e stabilire quale sia il suo ruolo in Regione, e questa scelta deve farla proprio la Regione pur d'intesa col Ministero. Chiunque sia il nuovo direttore generale del CRO si troverà un piano oncologico che è datato 1998, perché da allora non è uscito un nuovo piano oncologico e a tutt'oggi, come vedremo nella prossima immagine, la Regione dice che per la malattia oncologica si farà una rete oncologica che poi si stabilirà come funziona, quindi un grave ritardo che spero possa essere subito colmato. Ovviamente quando si fa questo nuovo elemento bisogna tener conto che la Regione Friuli Venezia Giulia da 8 anni ha deciso di finanziare un campus che oggi è praticamente finito e prossimo alla sua inaugurazione. Allora, di fronte a queste incertezze, io ricordo una cosa, che nell'81 la Regione ha pensato al centro di riferimento oncologico di Aviano come riferimento per la Regione Friuli Venezia Giulia. Non servirebbe quindi inventare alcunché o rinegoziare nulla, perché possa essere il CRO, la struttura hub, vuol dire riferimento, per la ricerca e l'innovazione nella lotta contro il cancro nella nostra regione Friuli Venezia Giulia, con questa sua apertura storica che ha ormai nel Triveneto. Giovanni Del Ben, medico forense, grazie, tra l'altro nostro opinionista per quanto riguarda la sanità.